3 giorni di incontri per ricordare la figura di Manlio Cortellazzo, uno dei maggiori studiosi di dialetti e della storia del lessico italiano a 100 anni dalla sua nascita. 3 giorni di discussioni con giovani ricercatori provenienti da università italiane ed europee sulle loro ricerche affini agli ambiti studiati da Cortellazzo. Da sempre la nostra regione vede la coabitazione di veneto e italiano. Tutta la storia del Veneto c'è stata questa complementarietà. Si dice che il veneziano è stata lingua ufficiale della Repubblica di Venezia, non è esattamente così, ma diciamo con una certa approssimazione possiamo affermarlo, ma è stato anche il luogo in quale è nato Pietro Bembo, che è stato quello che ha fissato le regole dell'italiano e nel quale con Aldo Manuzio si sono stampati i primi libri italiani che poi hanno diffuso l'italiano fra tutti i colti in Italia. La letteratura veneta ha espresso nei secoli autori celebrati a livello internazionale che faticano però a trovare il giusto riconoscimento proprio in Italia. A partire dal Cinquecento a Padova e a Venezia il dialetto è stato usato con intenti letterari con risultati altissimi. Basta pensare a un uomo di teatro come Ruzzante, padovano, che è sicuramente il più grande uomo di teatro europeo del Cinquecento prima di Shakespeare. Come avevano capito benissimo i francesi già nell'Ottocento, in Italia facciamo ancora molta fatica a capirlo. Quindi al dialetto è collegato un patrimonio enorme che vale la pena di riscoprire, studiare e sistemare. E Manlio Cortellazzo, che oggi ricordiamo, è stato uno dei campioni sicuramente in questo tipo di ricerca.